Do la parola al sindaco di Luino, che è stato un artefice della rivalutazione della figura e delle opere di Peter, ringraziandolo già fin da ora. Prego, signor sindaco. Grazie professor Rossi, ringrazio anche Lampi nella figura di Esther, che sono stati proprio il motore poi esecutivo di tutte queste celebrazioni, di queste attività. Oggi non è una giornata qualsiasi in cui magari ci si svaga un po', l'abbiamo anche scritto, una giornata di studio, lo studio su una figura che è rilevante non solo per la città di Luino, ma per tutto il paese, per l'Italia. Poi verrà approfondito tutte le sue opere, quindi tutto quello che ha fatto nella sua vita. Ora, questo il mio è un saluto e soprattutto un buon lavoro. Io sono certo che alla fine di questa giornata, ripensando tutto ciò che ha fatto Peter nella sua vita, che l'ha fatto con una grande discrezione, con una grande riservatezza, ma con una determinazione, diventi un po' un esempio che è un po' nascosto. Certamente non è quello che appare sulle prime pagine dei social, no? Di internet, eccetera, ma vi renderete conto alla fine di questa giornata di avere, come dire, appreso un modo di vivere che normalmente viene un po' messo da parte. In realtà la sua vita è stata quella che ci consente in giornate di celebrare giornate come oggi, di essere qui, di poter parlare liberamente, di rispettarci gli uni con gli altri, di poter dialogare, di poter comunque pensare ad un futuro migliore. Queste cose, questi valori non sono dati per sempre, è un percorso, la democrazia è un percorso, non è un punto d'arrivo. E lui ci dimostrò proprio con la sua vita che era un cammino, che era un percorso. E lui si è, come dire, applicato in vari campi, non solo in quello, diciamo, della politica, perché fu partigiano, quindi fece un'attività politica molto forte, che è quella della lotta armata, ma anche nella sua attività culturale, nella sua attività didattica, nella sua attività di scienziato, perché era uno scienziato della materia. Ecco, io non mi prolungo oltre, perché arriveranno e ci saranno relatori molto più come dire, interessanti e capaci di approfondire la vita e i temi di Peter. L'unica cosa che vi posso dire è che questa non è, io vi ringrazio per la vostra presenza e posso dire che questa non è una giornata qualsiasi, è il seguito di un'altra bellissima giornata di dedica, come ha detto il professor Rossi, del Lungolago, che è stata veramente un momento anche commovente, con la presenza dei figli, con la presenza di una parte di questa città che ha vissuto con lui, che l'ha conosciuto, quindi è stata una giornata veramente memorabile per il comune di Luino e io sono sicuro che questo sarà non un complemento ma anche un'altra giornata di cui Luino farà memoria. Per cui buona giornata a tutti ragazzi e buon lavoro. Ora prenderà la parola la Presidente provinciale dell'AMPI. L'AMPI è l'associazione che raccoglie l'eredità di coloro che hanno combattuto per l'Italia, in cui la libertà e la democrazia fossero i pilastri della nuova Repubblica. Il padre di Esther De Tommasi, Sergio, fu un eroe del San Martino, la prima battaglia contro il nazifascismo in Italia. Fu in seguito deportato nel campo di sterminio di Mauthausen, dal quale ritornò in pessime condizioni di salute a causa di maltrattamenti subiti e di una alimentazione ai limiti della sopravvivenza. Prego, Esther. Buongiorno a tutti, è bellissimo essere qua in questa stupenda location. Ringrazio l'amministrazione comunale nella persona del signor sindaco Enrico Bianchi che ci permette tutto questo di essere qui in questa stupenda location e condivide i valori che condividiamo da sempre. Ringrazio l'AMPI di Luino
nella persona del professor Emilio Rossi, per il suo grande impegno a valorizzare non solo queste figure, Guido Petter che stiamo ricordando in questi giorni, ma tutto quello che è valore resistenziale e il valore della nostra Costituzione. Vi porto i saluti di tutta l'ANPI provinciale e siamo qui a rendere omaggio a un grande uomo, Guido Petter, e a questo grande uomo la città di Luino, come ha già ricordato il signor Sindaco, domenica scorsa ha reso omaggio dedicandogli il lungolago di Colmegna. A proposito di uomini, ce ne sono alcuni che passano su questa terra come meteore o come un aereo in cielo, che lasciano una scia che di lì a poco scompare, altri che lasciano una traccia indelebile. Quest'ultimo è il caso di Guido Petter. Ci ha lasciato una traccia indelebile sia per il tempo da lui trascorso nella Resistenza, sia nel dopoguerra, impegnandosi nella vita civile e sociale. Sono significative le sue parole, in cui io mi riconosco tantissimo e le voglio leggere qui. Meglio cadere come un uccello in volo, colpito dal fulmine o dal piombo di un cacciatore, che languire per lungo tempo nella solitudine, nell'inattività e nella malinconia, in attesa di una fine che tarda a venire. L'inattività è sicuramente una caratteristica che non gli apparteneva, per questo che mi riconosco, non mi appartiene. Lo si evince nel libro diario L'inverno della grande neve, da lui scritto nel 1982. Da lui dobbiamo imparare a tramandare ai giovani l'esempio di come e dove schierarsi, perché schierarsi è un dovere gratificante. Schierarsi dalla parte della giustizia sociale lo è in particolar modo. Guido Petter l'ha fatto. Ha insegnato ai piccoli e agli adolescenti, attraverso la psicologia, a credere che ognuno ha un ruolo fondamentale nella costruzione del proprio futuro. È un tema attuale e concreto, non solo culturale e valoriale. Noi qui oggi, ricordandolo, ripercorrendo le molteplici tappe della sua vita, stiamo mettendo un piccolo tassello affinché non vada disperso il grande patrimonio valoriale e culturale che lui ci ha lasciato. E stamattina, proprio stamattina, mi è arrivata un post che vi voglio leggere riguardo Guido Petter, una persona che ha seguito tutte le nostre attività, che io non conosco, e mi ha mandato un post proprio stamattina. Scrive questa donna: ho dato pochi esami di psicologia nel 1992 a Padova, ma cambiare corso per seguire Petter era d'obbligo. E l'esame sull'età evolutiva resta per me un personale ricordo di grande bellezza e umanità. Lui non insegnava, lui trasmetteva ciò che amava e sapeva e te ne faceva appassionare. Questo mi è arrivato stamattina. Grazie e auguro a tutti buon ascolto. Volevo farvi osservare che sulla vostra destra, vicino al labro dell'ANPI, potete vedere il ritratto di Guido Petter, che è stato fatto da una vostra compagna, Maria Bianchi, di Terza U. Un bel applauso a Maria Bianchi. Ora proietteremo il documentario su Guido Petter, che è stato voluto dall'ANPI. La voce narrante è quella di Rosanna Manvati. Ci siamo avvalsi della biografia scritta dalla professoressa Franca Tessari, che è stata una stretta collaboratrice di Guido Petter. Buona visione.